Un riconoscimento allo spazio sito a Porta di Ponte realizzato dall'Officina delle Tradizioni Popolari dedicate al grande maestro del folk siciliano con il gruppo del Valdagragas, Gigi Casesa, è stato insignito oggi di una targa come segno di riconoscimento al primo posto ottenuto nello scorso concorso dei luoghi del FAI di primavera, avendo avuto tantissimi consensi. Stamani la visita del sindaco Franco Miccichè, dell'assessore Marco Zambuto con momenti di spettacolo con il maestro Tom Sinatra e il giovane Federico Mungiovi e lo spettacolo dell'Opera dei Pupi. A fare gli onori di casa il presidente regionale del FAI Giuseppe Taibi. Sì, in verità le giornate FAI di primavera in Sicilia, essendo ancora zona arancione, sono state spostate al 5 e 6, di giugno ovviamente, però oggi è importante essere qui perché questo sarà uno dei luoghi valorizzati appunto con le giornate FAI ad Agrigento. Va ricordato comunque che questo luogo è stato votato come primo luogo del cuore di Agrigento e ha ottenuto oltre 3.300 voti e quindi è stato importante, come dire, essere qui e scoprire questa targa. Vi invitiamo quindi tutti a partecipare alle prossime giornate FAI di primavera 5 e 6, apriremo luoghi, come si dice, apriamo le porte dell'incredibile, ma ci saranno anche i giovani ciceroni, sarà un momento di ripartenza e anche un momento di raccolta fondi. Oggi è un giorno importante, un altro tassello importante per la nostra Agrigento, anche dal punto di vista culturale. Qui alle mie spalle c'è una fontana che abbiamo ripristinato, poi c'è anche l'Officina Casesa, oggi si è anche inaugurato il primo luogo del cuore FAI, qui proprio al centro di Agrigento, quindi penso che è importante anche evidenziare il connubio che c'è stato tra associazioni private e amministrazioni pubbliche come l'amministrazione comunale e l'amministrazione provinciale. Un bellissimo luogo, il luogo dell'identità, della storia della Sicilia e della città di Agrigento, la rappresentazione di questo spazio nel quale c'è tanta storia agrigentina, una tradizione, il Valdagragas, il folklore, è un luogo di identità e di memoria. È importante recuperare questa dimensione soprattutto per trasferirla ai più giovani. È un doppio momento perché sono legato sia come FAI a questo luogo ma anche personalmente, perché ho fatto parte del gruppo Valdagragas per 10 anni, per cui dentro ci sono tanti miei cari ricordi insieme a zio, io lo chiamavo zio Gigi Casesa, veramente sono cresciuto con lui, ci sono tanti ricordi miei personali, per cui capisci l'emozione mia in questo momento, diciamo, nell'inaugurare questo posto, soprattutto nello scoprirlo come luogo del cuore FAI, perché io faccio parte della delegazione FAI, sono il segretario da tanti anni, per cui anche lì l'impegno, diciamo, si è un po' fuso, si è unito nelle due qualità. Ecco. Devo dire che sono felicissimo di essere stato qui oggi dietro invito del mio fraterno amico Lello Casesa, di tutta la famiglia Casesa, per l'inaugurazione di questo centro culturale, perché questa è cultura, dedicata al mio grande amico Gigi Casesa, a cui volevo un'infinità di bene e lui ne voleva a me. Siamo qua oggi assieme a Giuseppe Taibi, al sindaco, a tutte le persone innamorate dell'arte e dell'iniziativa a festeggiare un evento, come diceva il sindaco, un altro tassello bellissimo per questa città, qui nel cuore di questa meravigliosa Agrigento. E adesso ci stavamo divertendo davanti a un mandolino e una chitarra a suonare, perché si è musicisti in ogni circostanza. Anche davanti a qualsiasi situazione, quando si vede una chitarra si ritorna come bambino, un po' come il pallone. È stato molto formativo anche, diciamo, per la mia esperienza professionale e musicale. Io studio chitarra classica e contemporaneamente comunque a livello amatoriale studio, diciamo, il mandolino, e sono sempre, diciamo, degli eventi molto formativi e culturali anche per noi giovani, e quindi che ci coinvolgono a tutti gli effetti, sia come membri anche del gruppo Valdagragas, che comunque ci tengono molto attivi in questi bellissimi eventi.